Oggi affrontiamo un tema che sta segnando letteralmente la storia della sanità in Sardegna e direi in tutta Italia. La ASL 8 di Cagliari ha appena avviato l'iter operativo per gestire le richieste legate al suicidio medicalmente assistito. È un punto di svolta assolutamente cruciale, quindi mettiamo da parte le opinioni personali e analizziamo in modo oggettivo i fatti, i numeri e le nuove, rigorosissime procedure stabilite da questa delibera. Allora, entriamo subito nel vivo della questione. Come si gestirà nel concreto il fine vita a Cagliari? L'istituzione di un percorso chiaro e definito all'interno delle strutture sanitarie pubbliche rappresenta una novità assoluta per questo territorio. Il nostro obiettivo oggi è capire esattamente quali strumenti e quali regole siano stati messi in campo per rispondere a un'istanza medica e umana così delicata. Per darvi un quadro chiarissimo, in questo approfondimento toccheremo 5 punti chiave. Partiremo dalla nuova commissione, vedremo le origini giuridiche, chi compone il team, come funzionano le procedure e infine il nodo delle opposizioni e del ricorso. Punto primo, la nuova commissione a Cagliari. Insomma, la notizia principale è che l'ASL 8 ha formalmente istituito una commissione multidisciplinare permanente. Pensateci un attimo, in passato chi faceva una richiesta del genere rischiava di perdersi in un labirinto burocratico frammentato e lunghissimo. Ora invece questo organismo agirà come un punto di riferimento unico. L'intento è proprio quello di assicurare un esame tempestivo e omogeneo in tutti i distretti, garantendo finalmente ai pazienti un percorso assistenziale protetto e uniforme. Ma facciamo un passo indietro e passiamo al secondo punto, le origini giuridiche del provvedimento. Vediamo come si è arrivati fin qui. La situazione attuale in realtà nasce da un contrasto normativo enorme. Da una parte abbiamo un vuoto legislativo totale. Non c'è una legge del Parlamento nazionale specifica sul suicidio assistito, zero. Dall'altra parte, di fronte a questa assenza, le regioni hanno iniziato a muoversi in autonomia. L'ASL 8 si appoggia, nello specifico, alla legge della Regione Sardegna numero 26 del settembre 2025, che impone alle aziende sanitarie la creazione di questi gruppi di esperti. E tutto questo si muove rigidamente all'interno di un perimetro tracciato da due pronunce storiche della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019 e la 135 del 2024. E questo ci porta dritti al terzo punto. Chi prenderà queste decisioni mediche? Scopriamo il team di esperti. Questa squadra illustra in modo brillante un concetto fondamentale. La valutazione clinica non è mai lasciata a una singola figura. Il direttore generale Aldo Azzori ha nominato 6 professionisti del settore pubblico per creare un team multidisciplinare. Abbiamo Laura Di Giuseppe per le cure palliative, la neurologa Giuseppina Piglia, la psichiatra Martina Pinna, l'anestesista Mario Cardia, l'infermiere Luigi Giacomo Loi e la psicologa Silvia Garau. Una varietà di specializzazioni essenziale per analizzare a fondo ogni severo criterio richiesto dalla consulta. E ovviamente, se dovesse servire, il team potrà sempre richiedere il parere del medico di base e del malato. C'è poi un dettaglio amministrativo su cui vale la pena soffermarsi ed è questo: 0 euro. Esatto, i 6 componenti svolgeranno questi complessi compiti istituzionali senza percepire assolutamente alcun compenso aggiuntivo o gettone di presenza. In parole povere, la creazione di questa commissione non pesa per nulla sulle casse e sul bilancio pubblico dell'ASL numero 8. Passiamo ora al quarto capitolo della nostra analisi, i compiti e le procedure operative. Come funziona in pratica? Ebbene, il regolamento aziendale non lascia spazio a ritardi e impone scadenze a dir poco perentorie per tutelare al massimo la dignità dei malati. Funziona così: dal momento esatto in cui un cittadino presenta l'istanza, i componenti della commissione riceveranno la convocazione per riunirsi entro un termine massimo di 5 giorni. Tempistiche strettissime, e non solo, perché oltre all'esame immediato delle domande, la delibera assegna alla Commissione un termine di 60 giorni per redigere e definire il protocollo aziendale generale, un documento che stabilirà nel dettaglio come verificare i requisiti e come supportare operativamente le famiglie. Ma c'è un passaggio clinico che è assolutamente imprescindibile nel lavoro di questa squadra. La Commissione ha l'obbligo di assicurare un confronto diretto col richiedente per verificare che abbia ricevuto informazioni complete su tutte le alternative possibili. E questo include il diritto di rifiutare le cure in qualsiasi momento, compresi i supporti vitali. Ma soprattutto bisogna garantire l'accesso alle cure palliative e a un'opzione alternativa molto specifica, la sedazione palliativa profonda continua. In questo modo si ha la certezza che ogni decisione non sia solo libera, ma pienamente informata. Quindi il punto cruciale da portare a casa oggi è questo:
La delibera stabilisce la totale gratuità di tutte le prestazioni erogate. Chi richiede questo tipo di assistenza non dovrà sborsare un solo centesimo per spese mediche, burocratiche o legali. L'intera procedura è a carico del servizio pubblico. Siamo giunti al quinto e ultimo punto, l'opposizione e il ricorso in atto. Naturalmente un tema di questa portata ha scatenato reazioni fortissime, in primis dal punto di vista etico e religioso. L'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ha espresso la posizione della Chiesa con una frase inequivocabile: «La vita va sempre tutelata». Una citazione che riassume perfettamente il nucleo dell'opposizione etica sia alla legge regionale sia alle recenti delibere sanitarie su questo argomento. Ma lo scontro più concreto, in realtà, si sta giocando sul piano giuridico. Pensate che il governo italiano ha deciso di impugnare la legge regionale sarda, portandola direttamente davanti alla Corte Costituzionale. L'argomentazione dell'esecutivo? Sostengono che la disciplina del fine vita sia una materia di esclusiva competenza dello Stato centrale e non delle singole regioni. Eppure, nonostante questo vero e proprio braccio di ferro legale, l'ASL di Cagliari, come abbiamo appena visto, ha deciso di andare avanti per la sua strada e organizzare le attività previste. E questo ci lascia di fronte a uno scenario diviso perfettamente a metà. Da un lato abbiamo un'azienda sanitaria che struttura procedure rapide ed efficaci, dall'altro un Parlamento bloccato e un governo che rivendica l'esclusiva. Quindi la domanda sorge spontanea: cosa deciderà alla fine la Corte Costituzionale? E come cambierà l'accesso alle procedure di fine vita per i cittadini di tutta Italia? È una questione assolutamente decisiva per il nostro Paese e continueremo a tenerci gli occhi ben aperti. Grazie per aver seguito questa analisi, alla prossima!